Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Si torna a sparare a Catania, finisce a colpi d'arma da fuoco a Librino il tentato furto di un'auto. Il proprietario mette in fuga gli aggressori speronando l'auto dei malviventi. A Palermo funerali blindati per il 22enne ucciso nella discoteca di Via Calvi. Spunta un video che inchioderebbe il killer che ha sparato. Per gli investigatori un omicidio circondato da omertà. Qualcuno ha ripulito la scena del delitto. Fine d'anno con temperature tipiche dei Caraibi, turisti in maniche corte, tuffi al mare a San Giovanni Licuti, ma a Capodanno arrivano maltempo e rincari nei musei. E anche i biglietti del treno aumentano dal 1 gennaio. La Regione promette una riduzione, ma il Comitato Pendolari la smentisce e ringrazia per il doppio regalo di Natale. Niente sconti, nuovi rincari. C'è un ponte a rischio crollo in contrada Caos tra Agrigento e Porto Empedocle, vicino alla casa di Pirandello. I primi interventi di messa in sicurezza non convincono gli ambientalisti di Mare Amico, ma l'ANAS smentisce. A Messina pochissimi vigili in strada e viabilità in tilt. Clamoroso il dato del 23 dicembre con 9 agenti presenti su 56, disposta la revoca delle ferie degli assenti. Calcio, in Serie B il Palermo vince e rimonta, aggancia il quinto posto, la vittoria sulla Cremonese, pieno recupero, porta la firma di Stulac. Superlega di pallavolo, continua il calvario della Saturnia che perde a Taranto e vede allontanarsi l'obiettivo salvezza. Bentrovati, si torna a sparare a Catania. Un gruppetto di malviventi tenta di rubare un'auto e apre il fuoco in viale Bummacaro a Librino, ma la reazione della vittima li mette in fuga. Sulla vicenda indaga la squadra mobile che ha sentito la vittima. Tonino De Mana. Si torna a sparare a Catania per un episodio forse legato al tentativo maldestro di rubare un'auto. Un agguato in piena regola, per fortuna senza feriti, si è verificato questa mattina sul viale Bummacaro nel popoloso quartiere di Librino. Erano da poco passate le 5:30 quando una Fiat Panda è stata avvicinata da un'altra Panda a bordo della quale si trovavano 3 persone. Una di queste è scesa dall'utilitaria e ha iniziato ad esplodere diversi colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto la fiancata dell'auto. Il bersaglio della sparatoria ha cercato di sottrarsi ai colpi andando a speronare l'auto degli aggressori per poi provare ad inseguirli a piedi. Un'azione che ha messo in fuga gli assalitori che non si aspettavano una simile quanto temeraria reazione. Sulla vicenda indaga la polizia che ha già acquisito e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza di una farmacia davanti alla quale si è consumata l'azione armata. Secondo gli investigatori il gruppetto è entrato in azione nel tentativo di rubare l'auto ad un operatore ecologico che non si è perso d'animo mettendo in fuga i malviventi. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia scientifica, indaga la squadra mobile che ha già raccolto la testimonianza della vittima. A Palermo funerali blindati per il 22enne ucciso nella discoteca di Via Calvi. Spunta intanto un video che inchioderebbe il killer che ha sparato. Per gli investigatori si tratta di un omicidio circondato da omertà. Qualcuno ha ripulito la scena del delitto. Luca Ciliberti. Un intero quartiere, il CEP di Palermo, si ferma per dare l'ultimo saluto a Lino Celesia, il giovane di 22 anni ucciso nella discoteca Notre di via Pasquale Calvi. Stamattina il funerale, ufficiato in forma privata per ordine del questore nel cimitero Sant'Orsola dal parroco Don Salvatore Petralia della parrocchia di San Giovanni Apostolo, davanti ai familiari. Ieri sera amici e conoscenti del giovane si sono riuniti sotto casa per celebrare un rito laico con fuochi d'artificio e musica. Sull'omicidio continuano a emergere nuovi e inquietanti particolari. Da un video esaminato nelle ultime ore emergerebbe un audio che inchioda il minorenne, il cui fermo è stato convalidato nelle scorse ore. Al culmine di una lite si sentirebbe qualcuno pronunciare il nome del 17enne nell'inutile tentativo di fermarlo, poi si sentirebbero distintamente i 2 colpi di pistola. Nelle carte del GIP invece emerge, si legge, una situazione allarmante di fronte a una vicenda circondata da un atteggiamento di radicale omertà. Perché il GIP Castiglia usa questo
questi termini. Innanzitutto perché dalla discoteca in cui sono avvenuti i fatti non c'è stata alcuna collaborazione. Nessuno ha aperto il locale, negando persino che quella sera fosse accaduto qualcosa di rilevante. La scena del crimine è stata immediatamente ripulita. Gli agenti intervenuti nella loro relazione scrivono che il luogo dove era stato colpito Celesia è stato lavato perché si avvertiva forte odore di detergente e si notava il suolo bagnato nonostante in giro ci fossero ancora numerose tracce di sangue. E ancora ha dell'incredibile, secondo il giudice, la versione del buttafuori addetto alla sicurezza proprio di quel punto della discoteca, che dice che dopo aver saputo della sparatoria è andato a casa come se nulla fosse successo. In Sicilia il Natale ha il sapore, anzi le temperature tipiche dei Caraibi. Turisti in maniche corte, tuffi al mare, nuotate a San Giovanni Licuti, meteo primaverile fino a Capodanno, ma il nuovo anno si aprirà con il maltempo e con i rincari per entrare nei musei. Eva Spampinato. Splendore, eh? Dal 1° gennaio però gli aumenti sono in arrivo anche per il trasporto ferroviario. La Regione annuncia il nuovo contratto di servizio con Trenitalia e promette una riduzione del 5% del prezzo dei biglietti, ma i comitati dei pendolari la smentiscono e ringraziano ironicamente per il doppio regalo di Natale. Emanuela Corsi. Sono in arrivo 23 nuovi treni e riduciamo il costo dei biglietti. A dichiararlo pochi giorni fa il presidente Schifani e l'assessore ai trasporti Aricò per annunciare la firma del nuovo contratto di servizio della regione con Trenitalia. Dal 1° gennaio, ha aggiunto Aricò, il costo previsto dei biglietti subirà una riduzione del 5% e resterà invariato per i prossimi 4 anni. Peccato che la famosa riduzione sbandierata dalla regione non solo non esiste, ma dal 1° gennaio invece i biglietti dei treni subiranno un rincaro, facendo infuriare soprattutto i pendolari. Il governatore Schifani e dell'assessore Aricò parlavano di una riduzione del 5%, avendo constatato sul portale di Trenitalia che abbonamenti e biglietti in realtà non c'è nessuna riduzione, ma bensì un aumento del 5%. Guardando questa simulazione, un abbonamento da Fiumefreddo di Sicilia a Catania, andata e ritorno in seconda classe, costa 79,50 € fino al 31 dicembre 2023. L'annuale 742,80 €. Dal 1° gennaio 2024, secondo la Regione, il costo dovrebbe diminuire del 5%, invece sale a 83,50 € per l'abbonamento mensile, a 779,90 € per l'annuale. A questo si aggiunge un'ulteriore beffa. Vogliamo ricordare all'assessore Aricò che in realtà a gennaio 2023 abbiamo trovato un aumento del 10% non dovuto dall'attuale contratto e per volontà del governatore Schifani era stato previsto in finanziaria 2023 un ristoro di 3.600.000 € per azzerare l'aumento del 10%. Siamo a fine anno, ma di questo ristoro di 3.600.000 nessun pendolare ha visto un centesimo. In attesa di rimborsi e di risposte, intanto c'è una certezza: il nuovo anno nasce sotto la stella degli aumenti, anche per i trasporti ferroviari. A Pachino, braccialetto elettronico, allontanamento da casa e divieto, disposto dalla magistratura, di comunicare con qualsiasi mezzo con la moglie per un 39enne denunciato dalla donna per maltrattamenti, con l'aggravante di aver esibito armi davanti ai figli minorenni. C'è un ponte a rischio crollo in contrada Caos tra Agrigento e Porto Empedocle, a poche centinaia di metri dalla casa natale di Luigi Pirandello. I primi interventi di messa in sicurezza non convincono gli ambientalisti di Mare Amico, ma c'è una smentita dell'ANAS. Davide Sardo. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento torna a denunciare il pericoloso ponte Caos sulla strada statale 640, arteria che collega il capoluogo con Porto Empedocle. Dopo la prima segnalazione agli organi competenti sono stati effettuati i lavori per la messa in sicurezza del ponte, interventi che Mare Amico giudica inadeguati. Questo è un esempio dei lavori che fa l'ANAS. Loro si sono resi conto che questo viadotto versava in precarie condizioni. Invece di fare una manutenzione straordinaria e definitiva, hanno messo 4 puntelli, 4 stecchini per tenere su questo viadotto. Ma dovremmo parlare anche del cemento scoppiato, dei ferri fuori. Questo ponte è a serio rischio di crollo.
Il ponte, che rischia di sbriciolarsi, si trova a poche centinaia di metri dalla casa che ha dato i natali a Luigi Pirandello, il drammaturgo premio Nobel per la letteratura. Si tratta di un'arteria a servizio dell'area industriale di una grande realtà turistica e portuale, quale quella di Porto Empedocle. Ogni giorno la strada è transitata da tante auto, bus e tir che trasportano anche pale eoliche. Serve dunque un intervento immediato per mettere in sicurezza il ponte e evitare possibili drammatiche conseguenze. Ma come dicevamo, è appena arrivata una replica dell'ANAS che dice il viadotto Caos è costantemente monitorato e non è a rischio, così l'ANAS. A Messina pochissimi agenti di polizia municipale per le strade cittadine, viabilità in tilt. Salta all'occhio il dato del 23 dicembre con 9 agenti presenti su 56. Il nuovo comandante della Polizia Municipale ha disposto la revoca delle ferie agli agenti assenti. Francesco Triolo. 161 agenti a casa per ferie permessi. Il sabato nero del traffico messinese nasce anche dalla carenza di vigili urbani nel giorno più caotico dell'anno, quello della corsa ai regali. Ma è una situazione che arriva allo stretto si registra ormai da tempo a causa della carenza di personale. Sotto Natale però è stato evidente a tutti, anche al neocomandante della Polizia Municipale Maurizio Cannavò. Sabato 23 dicembre di mattina gli agenti per strada tra servizi viabili e sezione motociclisti erano appena 9 su 56, nel pomeriggio 7 su 19. Una situazione però non limitata a quella giornata. Questa mattina, girando per le strade della città, salta all'occhio l'assenza di pattuglie di vigili urbani, anche negli incroci più delicati del traffico cittadino, di fronte al mercato Vascono e a Piazza Cairoli. Zero vigili e viabilità che ne ha risentito. Sulle difficoltà nell'organizzazione dei servizi della Polizia Municipale hanno inciso anche gli spettacoli organizzati nell'ambito delle manifestazioni natalizie, che hanno visto la necessità di dirottare molti agenti sul turno serale, quello che va dalle 19 all'1. Per il concerto di Gabri Ponte, ad esempio a Piazza Duomo, ne sono stati necessari ben 12 per la gestione della viabilità. Ma anche senza concerti le difficoltà sono evidenti. Lunedì scorso, per esempio, nel turno di mattina alla viabilità erano dedicati 14 agenti su 111, il pomeriggio 12 su 54. Gli indisponibili quel giorno erano 86, pochi, troppo pochi, e quindi il comandante Cannavò non ha potuto fare altro che chiedere la revoca delle ferie a diversi agenti per tamponare quantomeno la difficoltà di questi giorni. Lampedusa superano i 600, una sessantina dei quali minori non accompagnati, i migranti accolti nell'hotspot dell'isola dopo gli sbarchi delle ultime ore. La metà dei rifugiati sarà trasferita in serata con il traghetto di linea a Porto Empedocle. La 2858 Security, un'azienda catanese leader nel settore della vigilanza e della sicurezza, ha deciso di contribuire con una donazione al pranzo di Natale in Namibia, un progetto organizzato da Ripartiamo, associazione di promozione sociale, è destinato a garantire un momento di gioia e condivisione, come vedete, ai bambini africani in una delle regioni più remote e bisognose del mondo, in Sudafrica. La donazione di 2858 Security ha contribuito a rendere tangibile la magia del Natale per questi piccoli, trasformando la Notte Santa in un momento indimenticabile, pieno di luce e di felicità. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco la vittoria in rimonta del Palermo sulla Cremonese. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, rimonta da brividi per il Palermo che batte 3-2 la Cremonese con una prodezza in pieno recupero di Stulac, rosanero al quinto posto. Marco Gullà. Quando gioca il Palermo non ci si annoia mai. Anche ieri, nel giorno di Santo Stefano e nell'ultimo match del girone d'andata dell'anno, il Palermo ha proseguito il suo trend. 3-2 contro la Cremonese con il gol al 96esimo di Stulac che ha mandato in estasi il Barbera. Ancora una partita pirotecnica, ancora emozioni come a Parma contro il Pisa e a Como. Un copione che cambia e viene stravolto continuamente e anche ieri è stato così. Una vittoria che permette al Palermo di agganciare proprio la Cremonese in classifica e accorciare nei confronti
confronti di Venezia e Como seconde. Al Barbera dopo pochi minuti arriva subito il vantaggio dei grigiorossi con Ghiglione e 1-0. Il Palermo però non demorde, attacca e trova immediatamente il pareggio con Nedelciauro di testa, subito parità. Ci sono occasioni, il Palermo non gioca male, ma la Cremonese quando riparte è sempre un pericolo. Così arriva la rete di Castagnetti e 2-1 per la banda di Stroppa, che nella ripresa trova anche la rete del 3-1, un colpo basso per i siciliani che però si salvano grazie al VAR, gol annullato a coda. Entrano Di Mariano e Soleri, i rosanero non demordono e così dopo l'assist di Insigne Di Francesco fa buca e 2-2. Ultimi minuti, può vincerla chiunque, all'ultimo sussulto, punizione defilata per il Palermo, Stulaz la mette in mezzo, nessuno la tocca e palla all'angolino e tripudio al Barbera. È stato bello, molto bello, è sembrato veramente di tornare indietro nel tempo e questa gioia è straordinaria e quando passi attraverso qualche sofferenza riesci a rimanere solido, equilibrato, a lavorare sodo, fai questo tipo di partita, al cospetto di un avversario veramente di grande qualità. Questo certifica che questa squadra ha dei valori morali, dal punto di vista tecnico-tattico altrettanti. Il Palermo vince, adesso guarda con ottimismo al girone di ritorno che inizierà il 13 gennaio, una sosta per rifiatare e chissà iniziare a sognare in grande. Superlega di pallavolo, continua il calvario della Saturnia che perde 3-1 a Taranto e vede allontanarsi l'obiettivo della salvezza e sabato alla Pala Catania arriva la vice capolista Perugia, Tonino De Mana. Ancora un'altra gara giocata alla pari e a viso aperto ed ancora un'altra sconfitta, ancora più dolorosa perché maturata contro una diretta concorrente per la salvezza. In Superlega si complica il cammino della Saturnia che cade 3-7-1 a Taranto e resta mestamente ultima con soli 4 punti, con i pugliesi che balzano a 9 e Cisterna addirittura a 10. Al giro di boa i castellesi sono chiamati ad un autentico miracolo sportivo come quello di battere la vice capolista Perugia che proprio sabato sarà di scena al Pala Catania per la prima giornata del girone di ritorno. Finché c'è vita c'è speranza, recita un vecchio adagio e il tecnico Douglas Silva cerca di tenere alto il morale della squadra che d'ora in poi dovrà vincere tutti gli scontri diretti e strappare qualche punticino qua e là contro le big del torneo. La sconfitta di Taranto ha lasciato l'amaro in bocca con un primo set letteralmente regalato agli avversari 25-19 ed un secondo parziale più equilibrato chiuso 25-23. La reazione è arrivata nel terzo set, i colpi di Massari e Buchegger hanno il merito di riaprire la contesa per chiudere il set con il punteggio di 25-17. Sul più bello però per la Saturnia si spegne la luce. 2 errori consecutivi di Massari ed imprecisioni nei fondamentali spianano la strada a Taranto che archivia la pratica aggiudicandosi il quarto set con il punteggio di 25-23. Poca voglia di parlare negli spogliatoi e commento finale affidato a Piero D'Angelo, consigliere delegato dell'area tecnica della Saturnia. Troppi errori soprattutto nei momenti decisivi, ma noi dobbiamo già guardare alla prossima partita. Ha concluso D'Angelo, la società crede ancora nella salvezza. Ci fermiamo qui, G Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.